Questo convegno ha voluto raccontare i risultati del programma, quello che ha raggiunto. Quale programma? Del programma di sviluppo rurale 2007-2013 che si è completato nel 2015. Raccontarne gli effetti è importante sia per rendicontare, come si è detto, a chi ha finanziato questo programma, cioè la collettività, quello che è stato realizzato, ma anche per imparare, avere degli insegnamenti per migliorare la programmazione successiva. E qui si è aperto un problema, che la valutazione completa di un programma che sta finendo avviene in una fase in cui quello nuovo già è iniziato e già stato impostato. Per cui è un po' una contraddizione che si cerca di superare valutando il programma in essere durante la sua realizzazione. E infatti molto importante per questo programma e per la programmazione attuale 2014-2020 è stato appunto l'aggiornamento della valutazione intermedia che è stata pubblicata nel 2013, quindi diciamo già da lì abbiamo cominciato a vedere, a misurare gli effetti, che poi va bene, i risultati si sono consolidati alla fine del programma, quindi nel 2015, però già da allora avevamo le prime indicazioni, per cui comunque la valutazione è utile per migliorare il programma ed è utile anche per migliorare le scelte strategiche che vengono fatte, per dare consigli insomma su quelli che potrebbero essere i possibili effetti. È giusto valutare sempre tutti quelli che sono i risultati e gli effetti di un programma, di come vengono spese le risorse pubbliche e di raccontare a tutti i cittadini quello che è successo. Solo ecco che questa valutazione avviene nel momento stesso in cui si realizza il programma, e questa è un po' la difficoltà. Deve avvenire per poter essere utile non alla fine di quello che ho fatto, ma durante quello che sto facendo. E questa è la difficoltà dal punto di vista tecnico e poi metodologico che abbiamo cercato un po' di rappresentare. Anche li abbiamo superato in qualche modo. Vabbè, in qualche modo. E va detto, secondo me, l'ultima cosa è che tutto questo nuovo modo di ragionare sulla spesa pubblica è stato anche indotto dall'Unione Europea, cioè un modo di pensare l'azione pubblica che almeno che è iniziata diciamo 10-15 anni fa, e lo stimolo è uno degli aspetti positivi dell'Unione Europea, che ha imposto questo modo di ragionare, che poi la Regione ha accolto. Io su questo devo dire che la Regione del Veneto non sto facendo piaggeria, ma è proprio vero, la Regione del Veneto prende molto, ma molto seriamente quelli che sono i risultati della valutazione, e anche per questo motivo diciamo è una delle regioni che pretende anche molto dai valutatori, però è giusto così, è giusto. Devo dire che la regione è incredibile, ma lo so, è incredibile. Diciamo che è un'opportunità, no? L'Unione Europea, è vero, ha forzato molto e ha imposto in qualche modo, anche e soprattutto nel passato, la valutazione dei programmi sovvenzionati dall'Unione. Però la Regione, io devo fare diciamo i complimenti, ma non per piaggeria, ma perché in realtà la Regione del Veneto è stata tra quelle che hanno preso molto seriamente la valutazione, e infatti è una delle regioni che pretende anche molto dai valutatori.